Eccoci qua, come vi dicevo prima dovremmo essere in collegamento telefonico per questa rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega al Senato, in questo caso con il senatore piemontese Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura del Senato e componente anche, tra le altre cose, della Commissione parlamentare di cosiddetta vigilanza RAI, per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Senatore, buongiorno, innanzitutto. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Mi sente bene? Sì, la sentiamo benissimo. Con noi c'è anche un collega che di Rai se ne intende e come, ovvero Carlo Cambi, che lei sicuramente conoscerà, firma della Verità, di Panorama e tanto altro, che ci onora della sua compartecipazione gratuita ogni settimana qui a Radio Libertà. Buongiorno. Allora, dico, Buongiorno a ecco, voi. poi Carlo ti lascerò fare una domanda, quella che ti viene principale in tema di governance RAI, che è l'argomento che affrontiamo oggi. No? Sono stati appena eletti i componenti del Consiglio di amministrazione e a me pare da cittadino senatore Bergesio che non ci sia nulla di nuovo nel metodo, nei nomi anche relativamente, perché insomma sono sempre quelli. Lascio a lei di farci capire cosa eventualmente c'è, ci sarebbe, ci potrebbe essere di nuovo nella governance RAI. Detto, non si capisce perché in inglese, ma comunque che cosa ne facciamo della RAI? Mettiamola così. Cosa Ma succede? allora, intanto io vorrei chiarire un attimo la situazione. Noi stiamo leggendo i vertici della RAI con la riforma Renzi, che è stata l'ultima riforma della RAI, della legge che va a impostare e a rendere cogente la governance, l'elezione della governance. E proprio ieri in commissione, che anch'io ho partecipato all'attività della Commissione di Senato, dell'ottava Commissione di Senato, abbiamo incardinato alcuni disegni di legge, sono già 5 ma ne dovrebbe arrivare ancora uno, per quanto riguarda le modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, per quanto riguarda una riforma di nuovo organica per il tema sulla riforma della RAI. Noi come Lega abbiamo presentato un disegno di legge a prima firma della mia collega Bizzotto, ma l'ho firmato anch'io, nei quali interveniamo sul servizio pubblico su alcuni aspetti. Intanto sui programmi, cioè dobbiamo dare una base forte sia a livello di informazione, di approfondimento, le rubriche di servizio, le rubriche di promozione, quelle di pubblica utilità sportivi, i programmi per i minori e tutto il resto. Poi c'è un altro tema molto molto delicato e molto importante che voi sapete bene, a cui noi la Lega tiene in modo particolare, è il tema del canone, perché il canone è un aspetto fondamentale. Noi impostiamo su questo disegno di legge una riduzione del 20% l'anno per arrivare in 5 anni all'azzeramento totale. Con la medesima però cadenza annuale noi diciamo anche che la RAI deve individuare quali canali deve trasferire sulla piattaforma Rai Play. Noi sappiamo che i canali sono molti, sono troppi. Noi abbiamo anche chiesto che per quanto riguarda poi la modifica della governance della RAI ci sia un'impostazione completamente diversa, perché attualmente sia a livello elettivo chiediamo che il CDA per esempio sia composto da 7 membri, il presidente e l'amministratore delegato siano nominati con DPR su proposta del Presidente del Consiglio, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza. Attualmente invece il Presidente, voi sapete che ha bisogno del parere della vigilanza post individuazione da parte del Consiglio di amministrazione. 4 membri naturalmente devono essere eletti, noi chiediamo dalla Commissione con maggioranza di 2/3, e soprattutto il tema fondamentale, quello che per noi diventa un tema importante, soprattutto i mandati che si estendono di 5 anni e ci sia la possibilità anche qui di mettere un tetto a quelli che sono gli impegni di spesa, gli emolumenti per tutti, sia per quanto riguarda gli interni che gli esterni, perché qui c'è anche il grande tema dei centri di produzione che devono essere valorizzati maggiormente. Noi chiediamo infatti che i centri di produzione abbiano maggiori, limitando gli appalti esterni, si dovrebbero eliminare, però di limitare gli appalti esterni a una percentuale non superiore al 30% delle produzioni,
e dall'altra parte chiediamo anche una trasparenza maggiore sugli importi che vengono assegnati, andandoli a pubblicare direttamente in modo che tutti i cittadini che pagano il canone, siccome un'azienda è la prima azienda culturale del paese, la TV pubblica, i cittadini che pagano il canone possano averne contezza. Questo incardinamento significa che c'è un'indicazione da parte della maggioranza e dell'opposizione, diciamo del Parlamento, soprattutto del Senato, di andare avanti su questa strada. Naturalmente a livello di vigilanza RAI stiamo anche lavorando su un progetto proposto dalla Presidente, che è quello degli Stati Generali della RAI, che dovrebbero svolgersi la prima settimana del mese di novembre, e questi Stati Generali della RAI riguarderebbero un aspetto che è quello di andare a discutere un confronto a livello europeo, a livello nazionale, con le maggiori televisioni, TV pubbliche o comunque un confronto sull'aspetto della funzione multimediale, sulla capacità di evoluzione, di diventare anche la RAI una digital media company, cioè una trasformazione molto forte, molto importante di questo aspetto. Ecco, questo è un po', non voglio andare oltre perché sennò vi rubo tempo. Allora, no, chiedo subito a Carlo Cambi, che la RAI la conosce benissimo, un parere, ma anche cosa servirebbe secondo te, Carlo, per la RAI? Dopo le parole del senatore Bergesio. Per la RAI secondo me servirebbe intanto una revisione critica di quest'idea delle funzioni orizzontali. Voi sapete che oggi la direzione della RAI è divisa per fasce orarie, mentre secondo me la vecchia divisione per reti era infinitamente più efficace. Seconda cosa, la Lega, secondo me, visto che siamo su una radio che, come dire, ha questa affiliazione e la nostra appartenenza almeno ideale è quella, la Lega si è fatta, secondo me, scippare la comunicazione di territorio, l'informazione sul territorio, e dovrebbe pretendere, in armonia anche con l'idea della maggiore autonomia delle regioni, che la RAI delle autonomie avesse un maggior peso dentro i palinsesti, cioè che il territorio contasse di più dell'intrattenimento, perché una televisione a capitale pubblico si giustifica se narra i bisogni, le aspirazioni e le necessità delle popolazioni. E in ultima cosa bisognerebbe che ci fosse un rigoroso controllo sulle, le chiamo come le chiamiamo noi giornalisti, le marchette. La RAI purtroppo è in larga misura condizionata da interessi esterni che favoriscono alcuni dirigenti o alcuni conduttori o alcuni attori del sistema RAI. Questo francamente per una televisione che si regge sul canone pubblico è inaccettabile. Senatore Bergesio, 3 cosette così interessanti: reti, territorio e marchette. Ma guardi, questo è presente condivido quanto è stato detto in precedenza, soprattutto per quanto riguarda la prospettiva, perché noi oggi prendiamo una situazione che ereditiamo in questa e non è che dall'oggi al domani un'azienda con oltre 10.000 dipendenti e con un metodo anche particolare di sistema finanziario e soprattutto di sostegno del canone possa essere variato così in fretta. Noi abbiamo dato un segnale forte riducendo il canone a 70 euro lo scorso anno. Il tema, noi quello che chiediamo, infatti nel nostro disegno di legge è presente anche di riservare, la società concessionaria è tenuta a riservare alle regioni una parte delle risorse necessarie per la prestazione del servizio pubblico, destinando almeno il 10% dei proventi alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali. Sono d'accordo, assolutamente. Noi siamo coloro i quali hanno chiesto, quando c'è stata la soppressione anche del TG regionale della notte, abbiamo sollevato una serie di problematiche importanti, perché l'informazione di carattere regionale è importantissima, infatti fa da traino
all'audience e allo share della terza rete, perché perché le informazioni di carattere regionale sono fondamentali e sono molto molto apprezzate. Noi chiediamo anche qui però un intervento, che ci sia un canale completamente pubblico, perché se vogliamo continuare attraverso il canale a sostenere la televisione, un canale pubblico, però sugli altri che ci sia la possibilità di lavorare, perché vorremmo arrivare a questa riduzione del canone in modo importante. E soprattutto nel caso in cui, e lo diciamo anche nel disegno di legge, non ci sia la possibilità di produzione del segnale, vengo dal territorio come la provincia di Cuneo, dove voi sapete che abbiamo delle aree per le quali oggi non si può ancora ricevere il segnale, già segnalate più volte, e anche qui che un cittadino non paghi il canone, che non se lo trovi in bolletta, che non se lo trovi da qualche parte, perché questo è anche un gravissimo atto di inserirsi in un contesto per cui obbliga a pagare una cosa che poi il servizio non ce l'hai. Ecco, questi sono i temi. Condivido, noi qui abbiamo anche messo i tetti agli emolumenti, eccetera. Condivido il fatto che debba esserci maggior trasparenza, maggior chiarezza e soprattutto valorizzare le risorse interne, perché i centri di produzione RAI devono essere valorizzati, non esternalizzare diciamo le produzioni quando tu all'interno hai la possibilità di farlo. E con un'eccellenza. Guardi, io le sono alla prova. Hanno presentato a Terra Madre nella giornata di venerdì scorso. È stato presentato da Rai Documentari un docufilm per quanto riguarda la transumanza. Io devo dire che è veramente un'eccellenza, realizzato internamente da Rai Documentari con dei costi molto molto limitati, e ho potuto apprezzare sia da parte della direzione che da parte del regista che da parte di coloro che sono impegnati un'attenzione importantissima a quello che è diciamo l'attività di Rai Documentari, ma soprattutto tutto internamente. Questo significa che la potenzialità c'è in Rai. Bene. Però io ho fiducia nel nuovo direttore generale, nel nuovo amministratore delegato, nel presidente. Noi dovremo poi avere la possibilità di approvare, di votare in commissione di vigilanza questi vertici, ma io credo che lo potremmo fare a breve tempo, perché la RAI ha veramente bisogno di essere autorevole, forte nella governance, per dare un'indicazione puntuale a tutti quelli che sono gli aspetti relativi non solo di fornitura, di tutto il resto, ma soprattutto per quanto riguarda chi lavora dentro deve essere fortemente motivato. Ecco, quindi mi faccia fare una battutaccia, poi lascio brevissimamente, se lei ha ancora qualche minuto, senatore, la parola anche a Carlo Carmi. No? Ecco, no, sarò velocissimo. Allora non voglio perderle, perché dovrei anche votare un provvedimento in aula. La lasciamo subito, però mi faccia fare la battutaccia. In base alle sue parole, Massimo Giletti ha vita brevissima, perché è prodotto dall'esterno, costa uno strafottio, si parla di oltre 350.000 euro a puntata, cifra mai smentita. È stato superato ieri sera in esordio da Corrado Augias, che ha 2 sedie, materiale d'archivio, costa 0 e ha fatto più ascolti di Giletti sulla 7. Ma guardi, io credo che la questione Giletti debba essere affrontata. Io non ho seguito ieri sera e chiedo scusa perché non sono così informato, però io credo che non sia la punta dell'iceberg se vogliamo mettere in discussione gli ascolti, e non sempre, dipende anche dalla fascia oraria e tanti aspetti della trasmissione. Poi io non l'ho seguita e non so, ieri sera non sapevo questi dati. Grazie. Allora, grazie al senatore Bergesio, ci salutiamo qua, poi riprendiamo il discorso con Carlo tra poco. Grazie. Buon lavoro. Mi saluti anche Carlo, grazie, e saluto tutti gli ascoltatori. Tra l'altro potreste sentirvi, perché si occupa anche Carlo di agricoltura da tanti anni come il senatore Bergesio. Comunque ne riparliamo tra poco. Quando adesso vuole, io sono a completa disposizione. Bene, grazie a lei. La saluto, buongiorno, grazie, buona giornata. Allora, Carlo, ho detto una cazzata con Giletti poco fa? No, hai detto una cosa sacrosanta, ma sai, se ci dovessi, sulla RAI dovremmo fare delle trasmissioni, come dire, annose, perché ci sono tante cose che non vanno. Ascolta, io dico una cosa, dico scusami, non per interromperti, ma dico una cosetta così, un'altra. Se avessimo privatizzato la RAI come volevano gli italiani nel lontano 95, io credo che nessuno si sarebbe sognato di dare 350.000 euro a puntata per una trasmissione così. Peraltro non mi interessa, non sto parlando di Giletti perché ce l'ho con lui, me frega assolutamente niente, diciamo, parlo della trasmissione che ho visto in parte e comunque di una cosa che non sta in piedi secondo me. 350.000 euro prodotti dall'esterno
per una roba che abbiamo visto 100.000 volte, cioè non c'è niente di nuovo, non racconta niente di nuovo, quella cosa del territorio e della rappresentazione di un'Italia reale, come dicevi tu, ma neanche l'ombra. Con quei mezzi lì io voglio poter raccontare l'Italia vera, non quelle puttanate da salotto lì, o no? Ma ti dico di più, Ciletti è quello che è, ma rovescia il ragionamento. La RAI pubblica, ma in realtà il vantaggio di essere pubblica perché non si mette in discussione, ma anche la possibilità di comportarsi da operatore privato. Ha prodotto Amadeus, che è andato sul 9, pigliando una barcata di soldi e facendo felice il suo agente, ovviamente, perché gli agenti sono quelli che comandano il RAI. La RAI assomiglia molto al calciomercato, vorrei che fosse chiaro. Questa roba qua che cosa ha prodotto? Ha prodotto che tu hai Amadeus sul 9 che fa il 2,5% di share e guadagna una barcata di soldi. Quindi la RAI non privatizzata ha una doppia effetto negativo. Da una parte costa l'ira di Dio al contribuente e non, secondo me, assolve appieno il suo dovere di pubblica. Dall'altra ha sconvolto il mercato televisivo. Allora, bisognerebbe avere un solo canale di pubblica utilità che costa 0 lire al contribuente, 0 euro al contribuente, ma lo soddisfa della necessità di essere informato e tutto il resto in mano al mercato. Questa è la mia idea. Non ci arriveremo mai perché i partiti sono convinti che la televisione condizioni il voto. È una percezione vecchia come il buco, perché oggi accesso a informazioni è terminato. Ci sono i podcast, c'è Instagram, c'è TikTok, c'è Telegram, c'è la qualunque. E l'altro ragionamento, i giovani, i nuovi elettori non guardano le TV generaliste. Cari partiti, mettetevelo nella testa, la televisione non serve a generare consenso politico. Chiaro? Chiarissimo Carlo, però ho idea che tutto continuerà come prima, non cambia assolutamente niente, no? Ci metteranno solo il cavallo nero al posto del cavallo bianco o rosa o rosso e finita lì, fine. Tu cosa dici? Ma io dico che è così. No, non mi pare che ci sia questa visione, capito, delle cose, non mi pare che ci sia un progetto vero. Tu pensa che Conte monta a Campolargo, anche perché era francamente una barzelletta, perché vuole il posto del RAI, convinto che questo lo ponga al riparo dalla commissione Covid. Stamattina io ho sentito il nostro direttore Sallusti, Giovanni, mi sono rallegrato che abbia finalmente parlato della famosa del famoso Striano, ok? Sì, sì. Quando io ho posto il problema, so che c'è stato uno storcimento di naso. La domanda che io vorrei fare al nostro direttore e ai nostri ascoltatori è: ma perché un bubbone come quello di Striano, che oggi ci dice che i famosi 49 milioni a carico della Lega sono stati costruiti ad arte, non trova spazio sulle trasmissioni di approfondimento della RAI né sulle prime pagine dei giornali, che si siano di destra o di sinistra? Non sarà che c'è la paura che mettendo gli escrementi del ventilatore non si capisce a chi tocca? Ed è bello vedere che Cantone è lasciato solo, come già accadde a Giovanni Falcone, ed è bello vedere che nessuno in Parlamento ha posto il tema se Cafiero De Rao si debba o no dimettere da vicepresidente della Commissione Antimafia. Ecco, queste sono le domande, e la domanda che faccio è: ma se la RAI è servizio pubblico, il cittadino italiano ha diritto o no a sapere
che c'era un corpo separato dello Stato che ha lavorato contro l'articolazione democratica. E un'altra domanda: abbiamo diritto o no a sapere se il Quirinale intende intervenire in questa storia, sì o no? Ma perché nessuno la pone la domanda? Scusami Carlo, perché qua si torna all'origine del tuo discorso. C'è paura. Hai capito che c'è paura, però io vorrei che se c'è paura qualcuno dicesse che c'è paura. Sì, infatti. Allora Carlo, abbiamo pochi minuti, se qualcuno vuole intervenire non so se può farlo, perché non so se abbiamo le linee a disposizione, se ce n'è una, se ce n'è due. Se ce n'è una comunque la apriamo, dico alla regia, la linea a disposizione è una in questo momento, se non ho capito male, ne abbiamo solo una, ma comunque 02 92 94 7222 per tirare le fila della nostra chiacchierata. Se qualcuno si vuole inserire può farlo, oppure via WhatsApp al 340 67 09 659. Carlo, c'è una questione minore senza dubbio, per tanto una cosa non ho capito. Tu dicevi prima, e oggi abbiamo letto in prima pagina sul Tempo di Roma, che la vicenda dei 49 milioni famosi della Lega è stata creata ad arte. Io ho letto il pezzo con molta attenzione, no? Perché il Tempo ci ha aperto la prima pagina e poi l'articolo di primo piano che racconta di come Striano, i presunti spioni, i cosiddetti spioni, stessero raccogliendo informazioni intorno a questa storia dei 49 milioni, che erano poi il finanziamento pubblico che spettava legittimamente alla Lega. Qui apriremo tutto un altro discorso, no? Perché per via di qualche mala gestione del tutto marginale e ridicola c'è andato di mezzo una cifra enorme che non ha niente a che fare con la mala gestione, le ruberie e via dicendo, perché quei soldi lì sono spettati alla Lega in base ai voti, sono spettati ad altri partiti in base ad altro numero di voti, quindi erano proporzionali ai voti ottenuti. Le cose fatte male erano una roba ridicola rispetto a quell'ammontare di 49 milioni. E ancora oggi non ho capito, me lo spiegherai tu Carlo, giuridicamente, il motivo per cui qualche caso di spreco, mala gestio, furberia minore, ripeto, sia poi stata la causa del sequestro di tutta la cifra e quindi dell'ipoteca messa su un partito per anni e anni e anni che li deve restituire. Questo è un altro discorso. Però da quello che ho capito io stamattina, questi spioni qua, gli striani, diciamo così, andavano alla ricerca di notizie, di fonti, di San Marino, di fiduciarie lussemburghesi, di Andrea Manzoni, di Alberto Di Rubba, che erano i due tesorieri del gruppo della Lega alla Camera e al Senato, per cercare di capire qualcosa, che non ho capito cosa. Quindi io non ho capito che questa questione sia stata montata ad arte, ho capito che questi cercavano di radunare materiale, ma non ho capito per fare cosa. E mi piacerebbe capirlo, perché siccome questa attività era illegale, credo, ab origine, fin dall'inizio, che cosa volevano fare questi qui, che cosa hanno fatto realmente, cosa è successo realmente intorno anche a questa storia dei 49 milioni. Questa roba qua è tutta un fumo, io non ci ho capito quasi nulla nel concreto, no? Se non che c'era questo interesse. Tu ci hai capito di più? Te lo chiedo, però te lo chiedo dopo le telefonate, sono già le 10:24, passiamo 2 telefonate in attesa. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, io Buongiorno. sono Fabrizio di Sabio Chiese. Prego. Allora, a me quello che mi sconcerta da cittadino italiano, che ho proprio l'impressione che qui la democrazia esista più da parecchio tempo. Da quando hanno cominciato a perseguire Berlusconi con 340 ispezioni della finanza, quando hanno montato ad arte processi sul nulla, e praticamente sono 30 anni che viviamo in questo incubo. Qui c'è una categoria, una casta, che non vuole che non ci sia alcun cambiamento politico, probabilmente una casta ormai incischiata negli apparati pubblici, dove ci mangiano, dove fanno carriera, dove fanno una barca di soldi, e tutte le volte che si presentano partiti che cercano di cambiare l'andazzo non c'è niente da fare. Però la cosa anche che mi sconcerta è che noi abbiamo un Presidente della Repubblica che è appena andato a Marzabotto, che ha fatto il moralista col Presidente della Repubblica tedesca, che sempre ammonisce, che si irrita per qualsiasi cosa, però non vede quello che ha davanti agli occhi. Allora io penso che qui
il pesce puzzi dalla capa e il nostro caro Presidente della Repubblica è il primo che se ne infischia che l'Italia sta affondando. Allora, grazie Fabrizio, c'è spazio per l'altra telefonata e poi giusto per le considerazioni finali e le risposte. L'altra telefonata ho sospetto che sia caduta. No, c'è, eccola, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Giulio, Prego. sono Gigi da Venezia e anche suo ospite. Volevo fare una riflessione che è da tempo che ho fatta. Si ricorda quando Conte attaccò Salvini nel momento difficile del governo lì, Sì. in aula? L'ha fatto, a mio parere, sapendo già qualche cosa, perché fino al giorno prima tutto d'accordo. In quel momento ha fatto il traditore, perché bisogna dirlo, ha fatto il traditore, sapendo però che qualcosa stava succedendo, di sicuro. E lui ha tentato in quella maniera di stanciarsi dalle decisioni prese dal governo e che faceva parte anche lui, perciò le decisioni le ha prese anche lui. Però a mio parere sapeva già qualche cosa, perché è stata una cosa proprio inaudita. Grazie Giulio. Grazie a lei Gigi, che meraviglia questo suono veneziano, meraviglioso. Carlo, ti lascio la parola. Beh, allora, io se Conte sapesse o non sapesse, francamente non ho elementi per rispondere. Una cosa che vedo è che, diciamo, il Fatto Quotidiano, che è abbastanza vicino a Giuseppe Conte, su questa vicenda, mentre di solito spara palla incatenata su tutti, è molto cauto. Non so se 2 più 2 in questo caso faccia 4, certo che torna il vecchio, come dire, detto andreottiano, a pensare al male si fa peccato, ma spesso e volentieri si stipicca, ok? E mi dispiace non essere più esaustivo per il nostro ascoltatore, ma questo Sì, è. sì. Invece la questione della democrazia in pericolo e la questione dei 49.000 Sì. dei 49 milioni che ponevi tu è un po' diversa. Allora, i 49 milioni sono stati costruiti addossando alla Lega una sorta di responsabilità oggettiva sulla presunzione della scorrettezza contabile. Cioè è una estensione del concetto del poterla non sapere. Sì, sì, e sì. a che ti serve indagare su di ruba per rendere credibile il poteva non sapere? Perché se di ruba fa delle operazioni anche extra Lega particolarmente come posso dire rischiose o avventate o particolarmente tipo l'acquisto di diamanti, tipo l'acquisto di petrolio, che non hanno a che fare con l'oggetto sociale e politico, questo ti dice, o meglio, comporta, meglio, costruisce pezza d'appoggio per dire quei soldi che gli elettori pigliano non sono finalizzati all'attività politica ma alla speculazione personale e i piccoli episodi di malaffare sono la spia che in realtà la gestione di tutti i fondi elettorali è indirizzata alla speculazione, perché questo è il sillogismo. È un sillogismo, diciamo, ecco, sì, sì. Questo è il sillogismo che sta alla base di quella sentenza. Ma la domanda è, se tu questa cosa la facessi su tutti i partiti, quali risultati otterresti? Bella domanda. E l'altra domanda è, non trovi una similitudine tra come è stato costruito il caso Becciu e come è stato costruito il caso dei 49 milioni della Lega? Molte similitudini, Carlo. E allora? E allora in questo caso 2 più 2 fa 4, o no? Esatto. Peccato che non risulti al Quirinale. E fa 5 con questo, diciamo così. Carlo, dobbiamo salutarci, sono le 10:30, però io ti chiedo un tweet su un'altra questione che stamattina ha catturato il mio interesse, l'avrai vista forse, no? Cos'è una donna? Si è chiesta in Consiglio Comunale a Milano una consigliera di Forza Italia. Perché? Perché dovevano nominare 15 persone, il 40% delle quali fosse dedicato a chi ha minore rappresentanza, cioè le donne in questo caso. Ma siccome siamo in una maggioranza, quella del sindaco Sala, ha detto questa giovane consigliera di Forza Italia, Deborah Giovanati, a Milano, siccome siamo in una maggioranza che è sostenuta da persone che dicono che la distinzione tra sessi non esiste più, se vogliamo approvare una modifica del regolamento, io voglio la garanzia che le 7 componenti siano donne.
e per me l'unica certezza in questo momento è che una mamma è una donna, quindi chiedo che le 7 donne della commissione siano mamme, sulla base del criterio che nessuno può porre in dubbio questo fatto, che una mamma è sicuramente una donna. È venuto fuori un casino incredibile. Tu cosa ne pensi? Io penso che la consigliera pone in maniera, come dire, provocatoria un tema che c'è, ok? Cioè, perché tra asterischi, scive, cose, eccetera, eccetera, si rischia di diventare pazzi, cioè di non capire più come devi parlare, Che una donna sia una donna soltanto se ha partorito, francamente mi pare una enorme puttanata, ma va ricondotta appunto al clima di provocazione che quella consigliera voleva porre per dire ragazzi, cominciamo a rimettere in sesto la differenza tra maschio e femmina. Però c'è una cosa. Se questa canea nasconde un sentimento di ostilità verso la maternità, diciamo assume i toni della murgia, per capirci, questo diventa preoccupante, perché non ci pensa nessuno, ma il tema della denatalità per il nostro paese è drammatico. Noi anzi dovremmo erigere un monumento alle madri. Carlo, ne riparleremo. La preoccupazione della nostra consigliera, secondo me, da questo punto di vista ha una forte efficacia. Ne riparleremo. Intanto io ringrazio di cuore Carlo Cambi, anche in viaggio. Buon viaggio Carlo e buona mattinata. Grazie mille a te Carlo. No, non ti devi scusare perché così... No, ma ci siamo sentiti, abbiamo ridotto al minimo il fruscio di fondo. Grazie ancora Carlo Cambi, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito. Tra poco con voi Pierluigi Pellegrin, oltre la pagina, i temi di attualità e gli approfondimenti. Come sempre, buona prosecuzione di ascolto da